Stiamo vivendo un periodo di crisi sanitaria a causa del coronavirus, lo sappiamo. È una crisi diversa da quella che abbiamo vissuto finora e richiede risposte diverse da quelle che abbiamo conosciuto. È come un'improvvisa turbolenza nell'aereo, ci spaventa e attendiamo dal pilota delle informazioni per essere più tranquilli e più sicuri. È per questo che mi rivolgo a voi, personalmente e direttamente. È importante che voi sappiate cosa stiamo facendo e quello che faremo, e soprattutto in un quadro di responsabilità collettiva. Un virus non ha confini, passa attraverso ENIP, passa attraverso il Veneto, passa attraverso l'Italia e corriamo un grande rischio. E il rischio qual è? È quello di perdere la responsabilità collettiva della nostra comunità ENIP. Dobbiamo quindi stringerci forte e ritrovarci l'un l'altro in ENIP comunità. La nostra prima responsabilità è quella di erogare il servizio e tutelare quindi la nostra impresa sociale. Cosa abbiamo fatto? Viene la data di inizio, che sono i DPCM. Quindi dal 25 di febbraio ci siamo attivati. Ho chiamato i direttori e abbiamo fatto un piano di azione che prevede entro un'ora di essere in grado di continuare le attività fuori dalle sedi di ENIP. Questo vuol dire che è possibile realizzare la contabilità attraverso dei PC a casa di nostri colleghi. Questo aspetto di poter realizzare le attività anche fuori di ENIP è una questione che ho posto in maniera forte alla Regione e ci è stata concordata. La valuteremo per tutti i formatori, prioritariamente dovremo fare la formazione nei centri, ma avremo anche questa possibilità e ne immaginate le motivazioni. Siamo stati parte attiva con Forma, la Regione e le organizzazioni sindacali, perché l'erogazione del servizio, ancorché in FAD, fosse realizzabile. Abbiamo messo in atto azioni per garantire la connettività e li stiamo mettendo presso le nostre sedi e stiamo mettendo in atto azioni per garantire anche la connettività dei ragazzi. Siamo partiti immediatamente con l'azione politica, sia a livello regionale, interregionale, nazionale e fortemente anche a livello europeo. Abbiamo attivato un luogo unico di informazione presso il nostro sito. È quel luogo dove noi tutti possiamo trovare le informazioni per la gestione di questa crisi. Noi tutti, ragazze, ragazzi, adulti, famiglie e anche noi. Cosa faremo? Abbiamo attivato un tavolo di coordinamento permanente con la regione. Perché? Perché non sappiamo cosa, non sappiamo quale sarà la percentuale effettiva di frequenza dei ragazzi nella formazione a distanza. Ci sono tante cose che in itinere dovremo vedere e quindi dovremo dare risposte a problemi che oggi non conosciamo. Abbiamo realizzato un piano di azione per potenziare ulteriormente la tecnologia presso i centri dove la connettività è bassa, attraverso l'utilizzo e l'acquisto di nuovi sistemi di connettività e quindi di wifi. Stiamo fortemente portando avanti un rafforzamento della nostra azione politica perché ci sia un riconoscimento come la scuola del nostro agire e del fatto che i nostri ragazzi non possono frequentare o che le possono frequentare diversamente le attività. Ma c'è una cosa in particolare che mi preme tantissimo e voglio condividere con voi, che è questa. Il nostro agire e le nostre azioni non sono niente se non in un quadro di responsabilità collettiva. Intendo responsabilità collettiva, la responsabilità che ognuno di noi ha nel nostro agire. Cosa voglio dire? Che la ricchezza di ENIP siete voi. Eroismo e responsabilità devono essere diversamente coniugati. Responsabilità è in primis la tutela sanitaria e la prima è la vostra. Se siete malati non possiamo erogare, non possiamo fare le attività. Quindi questa è una cosa importantissima e non è prescindibile. La seconda è l'empatia. Siamo un'impresa sociale. Empatia è condividere e sentire le emozioni anche degli altri. Empatia è comunità.
Dobbiamo rispettare i nostri colleghi. Molti dei nostri colleghi in questo momento hanno paura, sono in situazioni familiari difficili, ci sono madri con ragazzi a casa da scuola, ci sono nostri colleghi che devono seguire i loro cari malati presso gli ospedali. Non è il momento di andare a dire se uno sta lavorando o non sta lavorando, è un momento in cui tutti i nostri colleghi ci devono sentire vicini, dobbiamo trovare delle modalità diverse per rispettarci maggiormente in questo momento e aiutarci. Vi terrò informato attraverso il sito, attraverso eventuali invio di documenti mail e anche attraverso strumenti video come questi di come le cose poi procederanno. Grazie a tutti e buon lavoro.